Anziani non autosufficienti da qui al 2042 nella nostra regione aumenteranno del 43,2% e nelle RSA aumenterà la carenza dei posti letto, visto che serviranno altri 10.700 posti, e quanto emerge dall'indagine condotta e presentata dalla CISL regionale. Chiede interventi sul fronte pubblico e lancia l'allarme. Siamo fortemente convinti che il pubblico deve farsi appunto carico di tutto il nuovo sistema per quanto riguarda la gestione delle case di riposo, tenendo conto che in questi mesi da parte della Regione del Veneto verrà fatta emanata la proposta di riforma delle IPAB, e la nostra preoccupazione è che ci sia uno spostamento verso il privato, e noi invece chiediamo che la gestione delle IPAB rimanga nel sistema pubblico. Nel riassetto della sanità, qual è la distribuzione delle RSA in Veneto? Quali i territori con minore copertura di posti letto? E Venezia è la provincia dove è aumentato il peso delle residenze per anziani del privato, registrando dal 2016 al 2020 un più 6,95% rispetto al totale regionale dell'offerta. È aumentato di 2 punti percentuali, da 47 a 49 in 4 anni. Di nuovo, la velocità con cui certi fenomeni accadono è veramente importante, soprattutto anche poi nell'ottica di fare programmazione. E poi c'è il fattore genere. Tra i novantenni prevalgono soprattutto le donne e con un reddito minore rispetto a quello degli uomini. Quindi con pensioni più basse, bisogni ovviamente specifici e una vita media più lunga, quindi diciamo nel momento in cui si va ad offrire un servizio lo si deve per forza di cose mirare, e fare però sempre attenzione al fatto che ci sono delle esigenze specifiche in quella specifica fascia di età e in quello specifico sesso.